Una domanda sul passaporto vaccinale, o perlomeno il cammino che sta avendo in questo momento. A che punto siamo e soprattutto se per passaporto vaccinale può bastare, diciamo, il certificato lo storico di vaccinazione che viene dato appunto a chi viene vaccinato, per quanto tempo potrebbe durare? Su cosa sta vertendo in pratica la discussione, Massimo Ma Grandi? guardate, siamo a punto morto, nel senso che, mi spiego, allora, noi rilasciamo una certificazione in italiano e in inglese con il lotto e la venuta vaccinazione. Quindi quello, finché non ci sarà un documento ufficiale, imposto, deciso, magari uno spererebbe con la regia dell'OMS, no? Che in tutto il mondo se ci sia un linguaggio unico, l'ONU della sanità, noi italiani, noi veneti, gireremo col foglietto scritto in veneto, in italiano e in inglese. Noi oggettivamente siamo in grado di fare qualsiasi elaborazione, dalla scheda magnetica a tutto, però abbiamo pensato che in attesa che qualcuno decida qualcosa di ufficiale per evitare di fare 3.000 robe. Se volete che vi dico come la vedo io resterei nell'ambito del passaporto, cioè chi ha un documento di viaggio deve averla lì il timbro della venuta vaccinazione. È inutile che continuiamo, che giriamo con a meno che non si decida di fare un passaporto vaccinale dedicato dove uno si mette tutte le sue vaccinazioni una volta per tutte, uno si mette la sua storia di prevenzione sanitaria che ha fatto. Come accade adesso, ho voluto fare l'esempio, ma insomma, negli animali, ad esempio, si fa così per le esportazioni, eccetera. Anche lì è un fatto come si dice, di regolamenti di polizia veterinaria e può accadere sicuramente anche in medicina. Non sto paragonando, ecco, eviterei di dire Zaia paragonato, vi faccio solo un esempio di organizzazione sanitaria. Quindi sarà inevitabile che noi avremo un documento. Certo è che se a livello internazionale europeo si aspetta ancora un po', finirà che ancora una volta i cinesi saranno i primi a farselo, no? E dopo diciamo sempre ma i cinesi, ma qualcuno. Noi potevamo già averlo in tasca sto passaporto, ma anche qui l'Europa del politically correct si è indignata davanti al passaporto vaccinale. E io voglio vedere quanti si indignano e restano a casa per partito preso, non prendono più un aereo perché gli chiederanno il passaporto vaccinale. Noi abbiamo visto come si sono impennate le richieste di vaccinazione dopo che è uscita la notizia che molti voli non vogliono i non vaccinati, che è discriminatorio in un contesto nel quale è volontaria, è discriminatorio, ma bisogna prendere atto che funziona così.